Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Si sono svolti ieri a Bassano del Grappa i funerali di Tommaso Fabris, il ragazzo stroncato da una meningite fulminante. C'era per noi Vanessa Banzato, alla presenza si sono svolte le esequie di 1500 persone. Vediamo. Non c'è tempo da perdere, è il tempo di vivere. Queste le parole di Don Pietro Savio, parroco di Tezze sul Brenta, che hanno accolto il feretro di Tommaso Fabris, il 17enne stroncato da una meningite fulminante in una gremita CMP Arena di Bassano, dove si è celebrata la cerimonia funebre per dar l'ultimo saluto al giovane campione di basket, studente al liceo scientifico Jacopo da Ponte. Un dolore diffuso, un dolore inspiegabile, inaccettabile, dove però hanno trovato spazio tutta l'energia, la forza, la voglia di vivere che Tommy era riuscito nei suoi 17 anni a trasmettere a tutte le persone che lo hanno conosciuto, che si sono affezionate a lui, anima bella come è stato definito in più occasioni. Che è saputo essere un giovane, nella sua semplicità e intelligenza, capace di fare del bene, di donarsi. Sulla bara ricoperta di fiori bianchi le magliette delle squadre di basket dove giocava a Bassano e Riese, i fiori arancioni a forma di pallone da pallacanestro, le foto, le scritte. E poi improvvisamente sul palazzetto è calato il silenzio, un silenzio assordante in cui c'era tutto il dolore della perdita. Un silenzio rotto dalle testimonianze di chi ha voluto salutare l'amico, il compagno, il fratello, lo studente, il figlio di una comunità intera. Dire che ci mancherai esprime solo parzialmente l'enorme vuoto che lasciano tutti noi. Mancherà il tuo carattere educato, umile ma consapevole, il tuo sorriso contagioso, i tuoi applausi e incoraggiamenti. Aver incontrato nel cammino della vita la tua anima bella è un dono grande. Tommy, ora ti chiediamo di aiutarci. Aiutaci a sentirti nei nostri cuori attraverso sentimenti belli. Dai compagni di classe un grazie corale per quello che è stato questo splendido 17enne strappato troppo presto alla vita. Grazie per le risate che ci ha regalato, passando le giornate a farti beccare usando il cellulare. Grazie per aver provato a far capire matematica a metà classe dicendo sempre ma è facile, quando in realtà lo era solo per te. Grazie per la tua pronuncia inglese che ha reso tutti noi più sorridenti. Speriamo che lassù ti accolgano e trattino nel migliore dei modi. Ovunque tu sia, continua a sorridere come facevi quando eri qui con noi. Una bellezza, una spontaneità, una bontà che hanno trasformato questa triste giornata di lacrime in un inno alla gioia, quella gioia che tanto amava Tommaso. Sarai un angelo custode che sorveglia tra noi, perché il ruolo da guardia non te lo toglierà mai nessuno. Noi alzeremo lo sguardo e guarderemo il sole. Tu salutaci e aspettaci. Cordoglio, dolore, molte lacrime versate per questo ragazzo straordinario che tutti amavano, che era un esempio proprio di lealtà anche nello sport e anche nei rapporti con tutti i suoi compagni. Restiamo a Bassano del Grappa perché chiude il convento dei frati cappuccini. Ci si chiede se la politica abbia fatto abbastanza per evitare il trasferimento dei frati. Vediamo. Una strada sbagliata che ha portato in un vicolo cieco, dal quale gli unici a uscire saranno i frati del Margnan. Nel senso che dovranno uscire, lasciare il convento dei Cappuccini di Bassano e trasferirsi in altre sedi. Un epilogo triste per la città, per la comunità e per il territorio, ma per chi conosce i fatti e i misfatti di questo mondo terreno, la notizia non sorprende affatto. Non serviva un miracolo, ma probabilmente serviva percorrere altre strade, quelle istituzionali, quelle, ad esempio, che avrebbero potuto vedere un'amministrazione cittadina più coinvolta e più propensa ad ascoltare i bassanesi. Certo, si sapeva che sarebbe stato difficile, ma la speranza in questi casi resta l'unica forza a cui aggrapparsi. Speranza che tuttavia deve essere ben riposta per evitare di trasformarsi in illusione.
e l'intervento della politica partitica, che in alcuni casi è sembrata più impegnata ad apparire che a farsi portavoce concreta nelle sedi opportune, è stata forse una mossa sbagliata. E a chi si chiede se l'amministrazione cittadina fosse a conoscenza di questo problema solo da quando è esploso mediaticamente, basterebbe ricordare che la sindaca Elena Pavan aveva dichiarato di non conoscere il problema dell'ISAC, per poi essere smentita. Peccato, adesso si rincorrono ancora spiragli di promesse e di non è detta l'ultima parola, ma bisogna essere concreti e dire che è veramente difficile che qualcosa possa cambiare. Ora è tempo di metabolizzare quest'ennesimo duro colpo per Bassano, con tanti cittadini che sperano di non vedere ristoranti o resort sorgere nel quasi ex convento di San Sebastiano. Un finale che sarebbe come mettere del sale su una ferita ancora aperta, come iniziare dal credo e finire col recitare un atto di dolore. Servizio di Alex Giuliano, è in corso l'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente che a Gorgo al Monticano sabato notte ha provocato la morte di 2 ragazze, una 17enne e una 19enne. I loro fidanzati sono in gravissime condizioni all'ospedale. Amici a bordo di un'altra auto potrebbero essere accusati di omissione di soccorso. Vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso. Un sorpasso azzardato ad alta velocità, il contachilometri che si ferma ad oltre 140 km/h. L'impatto è devastante, l'auto, la BMW, si accartoccia sul platano. Eralda Spaillari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17, perdono la vita intrappolate in quell'inferno. La Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta. Saranno indagati per omicidio stradale i conducenti delle 2 auto. Un atto pressoché obbligato. Si tratta di Michele Tatani, 19 anni, alla guida della BMW, grave all'ospedale di Treviso, e il coetaneo conducente della Polo, rintracciato dopo ore dai carabinieri di Conegliano. Quest'ultimo, ma sarà la magistratura a decidere, rischia anche l'omissione di soccorso. Al vaglio la posizione degli occupanti della stessa macchina. Lungo via Sant'Antonino non ci sono telecamere di sicurezza. Alla base della tragedia forse una bravata, un sorpasso, poi quell'istante in cui le 2 auto si toccano, la BMW si schianta. Tutto il resto è da ricostruire. Certo che la Polo non rimane nel luogo del sinistro. I ragazzi chiamano il 118, poi si allontanano, forse tornano a casa. Ora gli investigatori stanno cercando altri testimoni oculari. Verrà inoltre disposta una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica del sinistro, per verificare l'eventuale nesso di causalità tra il contatto tra le 2 vetture e l'uscita di strada della BMW, spiega Marco Martani, capo della Procura di Treviso. Non solo, sono stati effettuati gli accertamenti di rito sui 2 conducenti, alcol test e assunzioni di sostanze stupefacenti, tenendo conto che il 19enne alla guida della Polo è stato rintracciato e sottoposto ai test dopo diverse ore dalla tragedia. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Treviso, Gabriella Cama. Stabili le condizioni di Michele, ricoverato all'ospedale di Treviso. La situazione è stabile, pensiamo che possa andare anche in miglioramento. È chiaro che aspettiamo qualche giorno per essere più certi di questo. Daniel, l'altro giovanissimo a bordo della BMW, ha invece subito un intervento chirurgico all'Angelo di Mestre. Anche le sue condizioni, seppur gravi, sarebbero in leggero miglioramento. Sui social le foto, i sorrisi delle 2 vittime. Un anno fa Barbara aveva postato su TikTok un video stilizzato in cui chiedeva al fidanzato di andare piano in macchina. Un gioco che oggi suona come la sinistra profezia di un destino troppo crudele. Ci collegheremo tra poco con il Palazzo Balbi per il punto stampa del presidente Luca Zaia, poi andremo a Padova sugli argini del Bacchiglione, dove è stato trovato morto un extracomunitario. Si indaga nel mondo della droga e della prostituzione, ma andiamo avanti con l'incidente di Gorgo al Monticano. Vediamo un titolo dei giornali del Gazzettino: l'abbraccio tra le 2 famiglie dopo la tragedia. Eralda era come una figlia, la rabbia dei familiari, non doveva guidare un'auto così potente. Come al solito sui social, sui giornali, le foto delle
delle vittime riprese in attimi di felicità. E vediamo sempre sul luogo dell'incidente altre testimonianze, altre lacrime e lo strazio dei genitori subito dopo l'incidente, urla disperate proprio di fronte ai cadaveri dei figli, scene che veramente non vorremmo più che si ripetessero. Vediamo il servizio. Una distesa di fiori, quasi a voler coprire i segni lasciati dalla BMW che qui sabato notte ha finito la sua corsa. Intorno alcune candele, rose, orchidee per Barbara Brotto ed Eralda Spaillari, le due giovanissime che hanno perso la vita nello schianto. E poi tanti messaggi. Un'amica che tutti vorrebbero, che non si fermava davanti a niente, con tanti sogni da realizzare, si legge in un biglietto. In un altro l'addio delle amiche ad Eralda. Sei sempre stata e sempre rimarrai una persona decisa, determinata, pronta ad aiutare nei momenti più difficili con il tuo carattere forte. Incontriamo due signore, non conoscevano i 4 ragazzi, ma hanno deciso di raggiungere via Sant'Antonino per sistemare i mazzi di fiori e fare una preghiera. I giovani che oggigiorno spesso vanno a finire così, ci fa tanto male. Per Gorgo al Monticano, Oderzo, Ponte di Piave, questi sono giorni di dolore, di silenzio, quel silenzio che avvolge le famiglie delle 2 ragazze, ma anche quelle dei loro fidanzati di 18 e 19 anni di Motta di Livenza e Pravis Domini, rimasti gravemente feriti nello schianto. Nel Pordenonese il padre del ragazzo alla guida della BMW non ha voglia di parlare, dice solo che pensa al figlio grave in un letto d'ospedale. E poi ci sono i messaggi lasciati dai titolari dei 2 locali nei quali le ragazze lavoravano. La pizzeria rimarrà chiusa per una grave perdita di una nostra cara collega e amica, recita il cartello appeso oggi all'esterno del ristorante Costa Azzurra di Ponte di Piave, dove Eralda faceva la cameriera. Barbara invece lavorava in una pizzeria di Gorgo al Monticano, ieri chiusa per lutto, come spiegato in un post su Facebook con l'addio alla 17enne. Eri un angelo in terra, ora lo sei in cielo. Prima di questo impiego la giovane di Oderzo aveva svolto tra luglio e settembre 2022 uno stage estivo alla cooperativa sociale I Tigli, dove la ricordano come una ragazza discreta, educata, che aveva eseguito in modo rigoroso le mansioni affidate. In via del Chilo a Negrisia, dove Eralda viveva con i genitori e 2 fratellini, veniamo accolti da un familiare. Si scusa ma non riesce a parlare, una mano sul cuore, il dolore è troppo forte, sussurra. Purtroppo, non so se mi capite, ma non sono in grado di dire niente. Questa mattina qui è arrivata per esprimere ai genitori di Eralda la vicinanza di tutta la comunità, anche la sindaca Paola Roma, all'uscita visibilmente scossa. Abbiamo dato la massima disponibilità da parte nostra, di tutta l'amministrazione, proprio per quello che sia possibile fare in questi casi e quindi dare il nostro supporto. Qualsiasi cosa, la famiglia doveva sapere che la comunità era vicina e qualsiasi cosa di cui hanno bisogno noi siamo qui a disposizione, perché chiaramente il dolore è molto grande e quello che possiamo fare siamo qua per poterlo fare. Sicuramente all'inizio con quello che sarà necessario, ma anche poi successivamente, perché chiaramente sono lutti, sono drammi familiari dei quali ovviamente dovremo anche prenderci cura, soprattutto anche del dopo. E domani ad Anguillara, lutto cittadino e funerali di Stato per Domenico Zorzino, l'agente di polizia che ha tentato inutilmente di salvare il pensionato Valerio Buoso, che era finito con l'auto nel Gorzone. Vediamo. A mezzogiorno domani 1 minuto di silenzio ad Anguillara Veneta nel giorno del lutto cittadino. L'intero paese si fermerà per osservare 1 minuto di silenzio per ricordare Valerio Buoso e Domenico Zorzino. Ieri sera intanto la comunità di Anguillara si è ritrovata in chiesa per una veglia di preghiera. Questo braccio nel quale sono stati ritrovati è un segno anche non solo per le famiglie ma per tutta la nostra comunità, per noi che tante volte siamo divisi e siamo arrabbiati, eppure siamo tutti qui su questa terra per collaborare insieme, per essere uniti, per volerci bene e dimostrare questo affetto anche con questi gesti che i nostri fratelli che adesso sono in paradiso ci hanno insegnato. Domani mattina alle 10:30 si svolgeranno i funerali del pensionato morto venerdì nelle acque del Gorzone insieme al poliziotto che ha cercato di salvarlo. Sempre domani alle 11:30 il feretro di Domenico Zorzino lascerà l'ospedale di Schiavonia e sarà scortato dal corteo di motociclisti della polizia stradale fino ad Anguillara nella palestra comunale di via Olimpiadi, dove sarà allestita la camera ardente vicino ai campi della Junior Anguillara, la squadra che Domenico seguiva con passione e dove giocava suo figlio
17enne. La Camera Ardente resterà aperta fino a poco prima dell'inizio dei funerali di Stato, che inizieranno alle 15:30. Il feretro del poliziotto, nuovamente scortato dalle moto della stradale, arriverà nella chiesa parrocchiale, dove ci sarà il picchetto d'armi dei suoi colleghi poliziotti. Le esequie saranno celebrate dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. Vicino alla moglie, al figlio e alla famiglia Zorzino ci saranno molte istituzioni, dal capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini al governatore del Veneto Luca Zaia. Presenti anche le maggiori cariche militari e civili della provincia, come il prefetto e il questore di Padova e il sindaco della città Sergio Giordani. Ma ci sarà innanzitutto l'abbraccio di un'intera comunità, un abbraccio che ricorda quello in cui si sono stretti per l'ultima volta Domenico e Valerio nel tentativo disperato di salvarsi dalle acque del fiume Gorzone. E Valentina Visentin è passata dal Gorzone al Bacchiglione, dove si trova, e la sentiamo in diretta sulla morte del nordafricano trovato nelle acque del Bacchiglione. Si tratta di un omicidio. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, mi trovo proprio sull'argine del Bacchiglione, Lunghello, dove domenica il ritrovamento di questo corpo senza vita, un nordafricano. L'entità è in corso di riconoscimento e pare fornisse sempre nomi durante la polizia. Qui con me in questo tratto di argine c'è da Pellizzari, consigliera comunale che conosce molto la zona perché abita qui vicino. Come vedete, questa è una passerella molto bella, perché di giorno è molto frequentata dai podisti, purtroppo cambia volto di notte. Qui avviene spaccio di droga e anche prostituzione maschile. Molto probabilmente il delitto è maturato perché insomma molto probabilmente gli inquirenti tendono ad escludere la rapina. L'uomo aveva in tasca 150 euro. Il cadavere è stato poco lontano da dove mi trovo, dove c'è la rete rossa, è lì che una persona domenica lo ha visto passeggiando. Ora la procura l'omicidio volontario, ma chiediamo a Wanda Pellizzari, questa è molto bella di giorno, di notte cambia completamente faccia. Beh, è proprio così, perché io abito proprio dietro qui ed è la mia passeggiata preferita. Sono proprio di ferro, ben frequentata da gente in bicicletta, da gente con i piedi, ma tantissimo. È bellissimo, tranquillamente, quindi di giorno è bellissimo. Notte, come hai detto giusto, cambia assolutamente voto. Abbiamo dei problemi nel collegamento. Wanda Pellizzari, ex consigliere comunale della Lega a Padova, vedremo di ricollegarci tra pochissimo. Vediamo allora il servizio. Francesco Ceron in regia con Alberto Pivetta. Lanciamo il servizio che ricostruisce la vicenda, poi vediamo di ricollegarci con Valentina Visentin. Vediamo. Verrà eseguita in queste ore l'autopsia sul corpo del 40enne nordafricano trovato cadavere lungo l'argine del Bacchiglione in zona brusegana domenica mattina. Sul suo corpo il medico legale ha riscontrato una decina di coltellate e i segni di una colluttazione, forse il disperato tentativo di difendersi dal suo aggressore o dai suoi aggressori. La procura ha aperto un'indagine per omicidio volontario contro ignoti. Cruciale sarà identificare la vittima, probabilmente si tratta di un 40enne tunisino con vari precedenti che ha sempre fornito varie identità, forse un clandestino. Oggi l'autopsia, verranno effettuati anche esami tossicologici, anche se sembra chiaro che l'uomo non sia morto per annegamento ma per le ferite d'arma da taglio, all'addome, al volto, sulle mani i segni della lotta e una profonda ferita alla testa. Secondo i rilievi della squadra mobile, lo straniero potrebbe essere stato ucciso e poi gettato in acqua circa 24 ore prima del ritrovamento avvenuto domenica mattina grazie ad un passante che stava camminando con il suo cane lungo la zona arginale. La polizia scientifica ha repertato vari elementi tutto attorno, in particolare si è concentrata in un punto proprio sotto la passerella pedonale. In tasca dell'uomo sono stati ritrovati 150 euro, un elemento che porta i poliziotti ad escludere che si tratti di un omicidio per rapina. Il movente potrebbe essere legato allo spaccio di stupefacenti o alla prostituzione maschile. Quel tratto di argine di giorno molto frequentato dai podisti, di notte si trasforma e viene scelto dagli spacciatori per i loro traffici illeciti o come luogo di incontri a luci rosse. Vedremo, tra poco torneremo in diretta dalle sponde
del Bacchiglione, ma adesso andiamo a Venezia, a Palazzo Balbi, perché è iniziato il punto stampa del governatore Luca Zaia. Dovrebbe parlare il presidente Zaia di un progetto innovativo per la comunicazione digitale per esaltare il Veneto e poi anche con un gruppo di cicliste afghane. Vediamo. Lei ha aiutato appunto delle cicliste afghane, adesso ne parlo in particolar modo, si parla di sport, diritti umani, di Amnesty International. Sostanzialmente oggi presentiamo un progetto che fa parte appunto di questo grande progetto Road to Equality, ovvero lei ha portato delle cicliste afghane qui da noi cercando di dare un'opportunità a delle ragazze che insomma vivevano in un contesto non facile per lo sport ma neanche per la vita. Passerei la parola ad Alessandra. Vediamo però prima della parola un breve video. Mi hanno detto. Grazie. Prima di passare la parola ad Alessandra volevo ricordare il motivo, no? Ognuno di noi celebra come pensa la festa della donna, domani è l'8 marzo e noi abbiamo pensato di farlo così, quindi ti do anche questa responsabilità. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutti. Il giorno è proprio giusto perché la storia delle ragazze afghane è iniziata esattamente 2 anni fa. L'8 marzo 2021 ho aiutato la Federazione Ciclistica Afghana ad organizzare una gara femminile, di ciclismo femminile a Kabul. La gara si è svolta in modo regolare, 56 donne che pedalavano a Kabul e però nei mesi successivi iniziò quella tragedia che conosciamo tutti, perché da marzo ad agosto ci fu la lenta invasione dei talebani su tutto l'Afghanistan e il 15 di agosto i talebani che invadono anche Kabul. Le ragazze ovviamente erano in pericolo di vita perché cicliste, perché avevano osato pedalare e quindi avevano bisogno di essere salvate. Il governo italiano in quei giorni ha fatto... È una bella iniziativa, Alessandra Cappellotto, per aiutare e sostenere le cicliste afghane, se ne sta parlando a Palazzo Balbi, però torniamo sul Bacchiglione dove c'è Valentina Visentin con Wanda Pellizzari per l'omicidio del tunisino che è stato trovato morto qualche giorno fa. A te la linea di nuovo, Valentina. Sì, buongiorno direttore, abbiamo avuto qualche problema tecnico, siamo ritornati qui. Come dicevamo, questa è una zona di giorno molto frequentata da podisti e ciclisti, di notte si trasforma, ce lo racconta Wanda Pellizzari perché lei proprio vive in questo quartiere, il quartiere di Brusegana, qui vicino, e frequenta questa argine di giorno per delle passeggiate, di notte cambia completamente volto.
Beh, è proprio così, questa è una bellissima passeggiata che io faccio frequentemente, soprattutto la domenica mattina, perché è 3,5 km ed è veramente frequentata da moltissima gente, anziani, biciclette, eccetera. Però chiaramente di notte nessuno si avventura lungo quest'argine qui, perché è un posto dove si può fare di tutto. Sì, hanno messo anche un po' di illuminazione, ma non è assolutamente sufficiente, si presta a qualunque tipo di atto malavitoso. Ecco, domenica mattina stava per passeggiare qui, è stata bloccata dai vigili della polizia. Sì, proprio domenica mattina sono stata a pranzo qua in via Basso Isonzo da una mia amica e fino alle 2:30, insomma, abbiamo mangiato un pochino troppo e ho detto adesso vado a fare la mia solita passeggiata, quindi sono arrivata qui dove c'è la curva, però mi hanno bloccata, c'era il camion delle vigili del fuoco che lampeggiava, la polizia, e mi hanno detto no, non si può passare. Non sapevo cosa fosse accaduto perché non me l'hanno detto, però me ne sono andata via e ho immaginato che ci fosse qualcosa di brutto. E infatti il corpo è stato recuperato lì dove c'è ancora quel nastro rosso. La polizia esclude si tratti di una rapina perché in tasca lo straniero aveva 150 euro. Molto probabilmente il delitto è maturato nell'ambito dello spaccio di stupefacenti oppure della prostituzione maschile, perché proprio qui durante la notte avvengono incontri a luci rosse oppure scambio di droga, e spesso in quel punto lì sotto la passerella. E infatti nelle nostre immagini di domenica si vedono il pubblico ministero e i poliziotti della scientifica cercare in quel luogo particolare per capire se c'era qualche elemento utile o qualche indumento utile per in primo luogo identificare e dare la conferma del nome della vittima, oppure qualche traccia del suo aggressore, o possiamo anche dire dei suoi aggressori, perché tutto è ancora aperto. Il fascicolo in procura è per omicidio volontario a carico di ignoti. Dall'argine del Bacchiglione è tutto. Direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie anche a Wanda Pellizzari. Adesso andiamo a Treviso per le baby gang e il disagio giovanile. Il sindaco Mario Conte ha scritto al governo Meloni: la questione non è di ordine pubblico, dice il primo cittadino di Treviso, ma culturale. Tra le proposte sport, attività culturale obbligatoria dalla terza elementare. Vediamo. Io prendo carta e penna come faceva il nostro il sindaco Gentilini e scriverò non al ministro Piantedosi, perché il tema non è un tema esclusivamente legato alla sicurezza, anche se per certi aspetti ovviamente dobbiamo agire con le forze dell'ordine, ma scriverò al ministro della cultura, al ministro dello sport, al ministro della famiglia, perché è evidente che questi ragazzi manca un modello sociale. Dopo l'ennesimo sabato passato, accanto ai giovani, compresi quei gruppi che invadono il centro città, Mario Conte ha elaborato la sua ricetta e presto la illustrerà a mezzo esecutivo Meloni. Baby gang, disagio giovanile o che altro, la questione non è di ordine pubblico, o perlomeno non soltanto. Lo dice la classifica del Sole 24 Ore, che Treviso e provincia sono sempre o al primo o al secondo posto per sicurezza a livello nazionale, e quindi io scriverò perché propongo che la città di Treviso diventi un modello a livello nazionale per ricostruire e riscrivere un modello sociale che oggi quei ragazzi ci dicono essere mancante. Una sorta di città laboratorio dunque per attuare un piano educativo fin dalla scuola primaria. Conte è pronto a coinvolgere operatori dell'istruzione ed esperti. E una delle proposte che io farò è che a partire dalla terza elementare questi ragazzi al pomeriggio, invece di passarli davanti alla PlayStation con il cellulare in mano, io chiederò che i pomeriggi li passino obbligatoriamente in luoghi sani, luoghi di cultura, luoghi di sport, in associazioni che fanno del volontariato una spinta forte sociale. Torniamo a Palazzo Balbi dove c'è la presentazione delle cicliste afghane. Vediamo. Neutra, quindi siamo andati a Eiler in Svizzera, nella sede dell'UCI, e sono arrivate tantissime altre cicliste che erano uscite dall'Afghanistan. Qui in Veneto io ho 5 cicliste, una di loro adesso non c'è perché è a fare l'università. Sono partite in 65 mi sembra in quella gara, e le nostre atlete, le mie atlete, sono arrivate prima, seconda, terza, quarta, quinta. E questo non per dire che quando sono arrivate qui le ho allenate solo per fare ciclismo. Come vi dicevo, a ognuno di loro ho detto dovete lavorare.
Faghiba, che ha vinto il campionato nazionale, ha adesso un contratto in un team World Tour che significa stipendio minimo uguale a quello dei maschi dei team World Tour per 3 anni. Significa assistenza sanitaria, significa che ha la maternità, e sono tutte lotte che io ho ottenuto dopo aver fondato il Sindacato Mondiale delle Donne Cicliste Professioniste. Ma lei non ha firmato il contratto fino al 31 di dicembre perché ho detto: prima ti trovo un lavoro, era l'unica che non aveva lavoro, prima ti trovo un lavoro e dopo firmi il contratto. E adesso lei ha un contratto da ciclista professionista e lavora e va a scuola. La sorella è anche lei una ciclista della Team Israel, però development, e le altre 2 ragazze corrono in team italiani. Questo per dire che basta spronare, basta dare le giuste motivazioni alle persone e le persone ottengono risultati meravigliosi. Queste ragazze le hanno ottenuti. Sono grata io a loro perché mi hanno insegnato un sacco di cose. Tanto le ringraziamo, dopo saranno anche a disposizione per foto e interviste, e io direi che, scusate ancora un attimo, che è il miglior modo per celebrare l'8 marzo, quindi parlare di speranza, di determinazione, di voglia di fare e del fatto che solo i pessimisti non fanno fortuna, possiamo dirlo. Grazie. Se avete domande, Allora, queste erano le cicliste afghane portate in Italia da Alessandra Cappellotto, una vita dedicata al ciclismo. Torniamo alla cronaca purtroppo, perché ieri c'è stato un incidente ad Annone Veneto, un uomo è caduto da un'impalcatura e ha perso la vita. Altro incidente oggi a Soave, nel Veronese, travolto dal trattore mentre lavora ai campi, agricoltore muore schiacciato. Anche qui davvero non si capisce come si possa continuare a morire travolti e schiacciati dai trattori. Non so quanti agricoltori, se facciamo la conta di tutti coloro che sono morti schiacciati dal trattore, quando ci sono dei roll bar, ci sono tanti dispositivi che potrebbero evitare questa strage nei campi. Torniamo a Padova perché arrivano le conferme del pentito della Mala del Brenta, stiamo parlando del delitto Toffanin, un ragazzo che è stato ucciso per errore, per uno scambio di persona nel 92. Vediamo. Le rivelazioni del pentito della Mala del Brenta, Stefano Galletto, hanno confermato che l'omicidio di Matteo Toffanin, avvenuto in via Tassoni a Padova, nel quartiere Guizza, nel 1992, è stato un errore. Il ragazzo di 23 anni è stato ucciso per uno scambio di persona. Il vero obiettivo era il pregiudicato Marino Bonaldo. Galletto, che dal 2003, anno del suo ultimo arresto, collabora con gli inquirenti, è stato ascoltato nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Padova nell'ambito della nuova inchiesta che vede indagati 2 ex luogotenenti di Felice Maniero, Andrea Battacchi e Sergio Favaretto. Tutti sapevano che alla Guizza c'era stato uno scambio di persona, ma nessuno ne parlava, avrebbe raccontato Galletto ai poliziotti. Sbagliare l'obiettivo di un agguato per un killer è un'onta e quindi nessuno all'interno della Mala del Brenta voleva approfondire l'argomento. Tutti cercavano di nascondere i fatti, in particolare proprio i 2 attuali indagati che, come ha confermato Galletto, nutrivano forti rancori nei riguardi di Marino Bonaldo, il pregiudicato che viveva in via Tassoni e che aveva un'auto identica per modello e colore a quella guidata quella sera dal povero Matteo Toffanin. Galletto, secondo quanto riporta il quotidiano Il Gazzettino, ha poi raccontato agli inquirenti che uno dei 2 indagati, Sergio Favaretto, mentre erano in carcere insieme nel 1997, gli aveva raccontato di avere un alibi per la sera dell'omicidio di Toffanin. Secondo Galletto, Favaretto prima di sparare aveva l'abitudine di togliersi gli occhiali. E l'odissea di un bambino che è stato portato, proprio sequestrato dalla madre al padre, portato altrove, all'estero, e continua la battaglia giudiziaria da parte del genitore, ma ancora una volta l'udienza è stata rinviata.
L'udienza è stata rinviata al 23 ottobre in attesa che il Tribunale di Venezia acquisisca nuovi documenti dagli uffici giudiziari polacchi. E questo malgrado la Procura avesse chiesto di chiudere il dibattimento e andare a un pronunciamento. Si allungano i tempi per l'eventuale rimpatrio del bambino di Mogliano Veneto portato con sé in Polonia dalla madre nel 2018, quando aveva solo 3 anni. Bambino che il padre italiano da allora non vede, malgrado una sentenza di affido condiviso da parte dei magistrati italiani, recepita anche dai colleghi polacchi. Una battaglia condotta dal papà e dalla madre di quest'ultimo, la signora Yolanda, la nonna del piccolo, l'unica che riesce ancora ad avere contatti col bambino che oggi ha 8 anni e a cui la donna riesce a parlare in videochiamata ogni 15 giorni. È di queste ore inoltre la notizia che Yolanda ha ottenuto anche di poter avere 4 colloqui con lui. Per il resto, questa è l'accusa della nonna, la madre del ragazzino lo ha totalmente sottratto agli affetti del padre e della sua famiglia, non fornendo neppure un indirizzo di casa. E questo malgrado lui stesso, prima di essere portato all'estero, avesse disperatamente chiesto di rimanere col papà. Come testimonia un video prodotto dalla nonna stessa e acquisito dal giudice tramite la questura di Venezia solo in quest'ultima udienza. Un percorso lungo e tortuoso in cui la famiglia si sente abbandonata dallo Stato che, denuncia la nonna, non sta facendo nulla per riportare in patria un suo cittadino. Allora, una notizia che riguarda i migranti, riguarda i migranti, è stato ritrovato a Cutro il corpo di una bambina di 3 anni. Il bilancio del naufragio sale a 71 le vittime. Oggi Piantedosi in aula, giovedì il Consiglio dei Ministri si svolgerà proprio nella località in cui è avvenuto il naufragio. E questa è la foto del Ministro degli Interni che è difeso da Salvini, sostenuto al 100%. Ieri il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, era a Padova con il Ministro Adolfo Urso, il Ministro per il Made in Italy, perché hanno parlato dei flussi migratori e delle imprese venete. Molti imprenditori, in mancanza di manodopera nostrana, chiedono che possano arrivare in Italia migranti regolari da far lavorare nelle imprese. Ne parleremo nella seconda parte di Focus TG, nell'approfondimento con Isabella Dotto di Fratelli d'Italia e con Antonella Tocchetto del Partito Democratico. Vediamo Tajani e Urso a Padova intanto. Un'università che compie 800 anni e la premiazione di addetti scientifici e spaziali che con le loro ricerche sono dei perfetti diplomatici al servizio dell'Italia. Parliamo dell'Aula Magna del Bo, che ha ospitato il Ministro degli Esteri e il Ministro delle Imprese del Made in Italy. Sul tema dell'immigrazione, intanto, la priorità è più immigrazione legale, meno illegale, premiando i paesi virtuosi. Prevedere una quota premio per i paesi che siglano con noi accordi che prevedono il rimpatrio degli immigrati illegali. Quanto ai numeri, un'indicazione c'è, che può variare. Andiamo tra gli 80 e i 100.000. Vediamo quali sono le richieste delle imprese sia nel settore industriale che nel settore agricolo, quindi bisogna ben vedere quali sono le possibilità. In Veneto in particolare una buona parte delle richieste non sono coperte, quindi il numero potrebbe crescere. Ne siamo consapevoli, stiamo lavorando con tutti i ministeri competenti proprio per scrivere un testo del decreto flussi che possa farsi carico sia dei problemi dei migranti sia dei problemi delle nostre imprese che hanno bisogno di lavoratori. Per quanto riguarda le imprese è fondamentale la sfida per diventare più indipendenti dalla Cina e attirare investimenti. Soprattutto per accompagnarle con investimenti significativi nella duplice transizione digitale ed ecologica e affrancarci dalla sudditanza nei confronti della Cina sia per quanto riguarda le materie prime critiche sia per quanto riguarda la tecnologia green. E poi il Made in Italy in Veneto alla riscoperta delle professioni tradizionali. Quelli che potremmo chiamare i vecchi mestieri del Made in Italy. Voi in Veneto sapete a cosa mi riferisco, nel senso che noi siamo convinti che occorre fare una rivoluzione culturale e formativa per far capire ai nostri giovani quanto importante sia il lavoro creativo e manuale del Made in Italy. Allora parliamo anche di quanto sta accadendo nello scontro sul fascismo e con l'antifascismo, tutte le polemiche che sono seguite ai Tafferugli di Firenze, dove studenti di destra hanno picchiato studenti di sinistra, ci sono già state molte manifestazioni. Vediamo manifestazione antifascista ieri sera a Padova, vediamo.
blitz che c'è stato sabato, riteniamo schifoso il pestaggio che c'è stato a Firenze. Presidio in Piazza dei Signori sotto la Gran Guardia ieri sera contro gli striscioni esposti sabato scorso davanti al liceo Tito Livio da parte dei giovani di destra del blocco studentesco, il movimento legato a Casa Pound. In 500 hanno risposto all'appello lanciato dalla rete degli studenti medi e da Ludu. La scuola è libera proprio perché antifascista, lo slogan della manifestazione, immortalato in uno striscione. Al microfono si sono alternati studenti liceali e universitari, oltre ai rappresentanti di movimenti e sindacati. Di fronte ai fatti accaduti, a fatti così gravi, l'attuale governo ed il ministro Valditara, che su quella Costituzione hanno giurato, avrebbero dovuto dire almeno una parola di sostegno, di condanna, di denuncia, e non l'hanno fatto. E questo atto è di una gravità straordinaria, straordinaria. E allora la nostra risposta non può che essere la mobilitazione. E quindi la risposta non può che essere la mobilitazione. Si erano mobilitati i bassanesi per la questione del convento dei Cappuccini, che come avete visto è stato chiuso, e ci si chiede cosa potesse fare ancora di più la politica per evitare l'addio ai frati. Vediamo cosa dicono i bassanesi in questo Vox della nostra redazione. Avete sentito che chiude il convento dei frati, il convento del Margnan? Sì, l'ho sentito. Cosa ne pensa? Purtroppo è una grave perdita per Bassano, perché era un punto di raccolta per tutti quelli che hanno bisogno, praticamente, che vanno a mezzogiorno a mangiare da anni, insomma. Penso che sia veramente una grossa perdita. Ecco, adesso però c'è una responsabilità da parte della città. Se i frati vanno via, quell'area deve essere conservata. Cosa ne pensa? Sono d'accordo, perché è un'area veramente antica. Ci vorrebbe anche da parte del comune la volontà di mettere a posto, di tenerlo su, insomma, come hanno fatto i frati. Comunque spero che ci sia una soluzione, che restino là. Cosa ne pensa? È un guaio grosso per Bassano, perché era un punto di riferimento forte per tutti i credenti, ma anche per i non credenti. E tra l'altro c'è anche la mensa dei poveri? Sì, e c'è anche la mensa. È una perdita grande per la comunità di Bassano. È una bella perdita, sì, perché è storica e ha 300 anni circa, di più mi pare. C'è anche un senso di affetto, penso, che vi lega. Molto, ci sono tante persone che sono, diciamo, vicine ai frati, tante. Mi spiace perché è una bella chiesa, un bel posto. Peccato, le istituzioni che si perdono. Sì, brutta cosa, brutta. Lei c'è affezionata? Io sono dalla Trinità comunque, però insomma è sempre, quando chiudono qualcosa, è sempre un qualcosa di negativo, ecco. Abito là, perciò purtroppo è una cosa che non riesco a capire, perché se manca anche i soldi, le cose, il Vaticano che ne manca da buttare via, perciò... Ma è proprio una cosa che non è ammissibile. Sono tanti anni che sei qua, sì, 700 anni, ed è questo momento qua. Ed è critica un po' per tutti, ma dispiace che vai via i frati. È un po' un simbolo di Bassano. A me dispiace perché io sono nata proprio in quella zona, perciò ho sempre frequentato quella chiesa e purtroppo, se bisogna, non capisco perché, però. Mi dispiace molto perché sono stati sicuramente un centro di riferimento per molte persone e non solo sotto il profilo religioso. Mi dispiace proprio, noi siamo nati là, per cui... Adesso che cosa accadrà secondo lei? Bisognerà farsi carico dell'area? Non ne ho proprio la minima idea. Lei ha qualche ricordo lì, visto che ha detto che c'è nato lì vicino? Beh, sì, ricordo, sì, perché noi siamo nati a Bassano, quindi io mi trovavo bene dai Cappuccini. Li ho sempre frequentati, insomma. C'è qualche frate che ricorda in modo particolare, con affetto? Padre Bernardo. Aspetti, diceva lei si ricorda Padre Bernardo, sì. Perché? Che cosa aveva di speciale? Era speciale, era speciale. Andiamo a Venezia, a Palazzo Balbi. Adesso il Presidente Zaia sta presentando un progetto innovativo per la comunicazione digitale. Sentiamo
ci sono anche dei ragazzi creativi, vediamo. Dialetti e altri contenuti interessanti legati alla territorialità. Abbiamo poi una pagina veramente tipica, piccolina, l'abbiamo scoperta, devo dire per caso, ma pazzesca, si chiama El Nisioetto. Spiegano la storia di Venezia attraverso la sua toponomastica. Voi sapete che cos'è un nisioetto? Io non lo sapevo, sono i cartelli bianchi che spiegano calli e Vassanese che spiegano calli e campi, e loro vogliono spiegarli tutti, cioè il loro obiettivo è fare dei video che spiegano tutti i nisioetti uno a uno. Ne hanno fatti 178 fino adesso e continueranno. Ultimo, Nicolò e Matteo, Nico e Teo, una coppia di Venezia che condivide appunto la vita di coppia e non solo sui social. Loro mi hanno detto: noi non siamo una pagina di Venezia, siamo due veneziani che parlano di Venezia, quindi vogliamo appunto valorizzare il territorio, il patrimonio culturale della nostra città e di dintorni, ma vogliamo farlo da veneziani. E io ringrazio la Scuola di Venezia che così è al completo. Sì. Passiamo a Verona. Primo profilo, Valentina Raso. Valentina è una content creator che tratta di promozione del territorio, appunto sempre attraverso i social media. Fa dei contenuti che vedrete sono particolarmente innovativi, hanno dei tagli particolari, c'è su Instagram, c'è su TikTok, e con le sue pagine legate a Verona raggiunge praticamente tutta la Verona che c'è online. Lei ha delle pagine di Verona che hanno centinaia di migliaia di follower e tutte insieme raggiungono tutta la Verona presente sui social media. Valentina Raso. Passiamo a Gimischi, Giulia, 27 anni. Giulia è un profilo che parla di beauty, fashion e lifestyle. Se volete quel po' di glam legato a Verona, Giulia è il profilo che dovete assolutamente seguire e che fa per voi. La trovate nelle pagine sotto il tag Gimischi. Fabio Ho Fame. Fabio Ho Fame si chiama così, ve lo svelo subito, prima gli ho chiesto lo posso raccontare? Fabio si chiama così perché la moglie dice sempre: Fabio, ho fame, e lui che è uno chef fa dei piatti pazzeschi. Non potete seguire la sua pagina senza che vi venga l'acquolina in bocca, e vedrete che le ricette sono appunto fatte con dei format nuovi di comunicazione. Anche qui ricette pubblicate in modo molto particolare. Ci spiegherà produttori locali e di nicchia del Veneto e di Verona. E poi Alessandra World Trip, che ci segue da casa, quindi magari la salutiamo, che è collegata alla nostra diretta. È una grandissima appassionata di viaggi, non è potuta essere presente oggi perché da poco ha aperto appunto la sua agenzia di viaggi, ma nella sua pagina parla di itinerari e come esperta del settore è esattamente la persona che vi può aiutare a fare gli itinerari più interessanti. Verona e provincia la trovate sotto Alessandra_Basso World Trip. Poi vi giriamo anche tutta la cartella stampa, tutti i nomi. Vicenza, parto da I'm the Indian Girl. Allora, noi ci conosciamo da tanto, per me è difficile descriverla perché tante cose insieme. È mamma. Questi sono i creativi ragazzi che ovviamente il Presidente Zaia ha presentato per questo progetto innovativo della comunicazione digitale che deve esaltare i tesori turistici e non solo, culturali e artistici del Veneto. Vi ricordate di Mary Mion, una signora a cui i soldati americani 77 anni dopo la guerra restituirono una torta che le avevano rubato quando lei era bambina nel Vicentino. Vediamo, purtroppo è morta e questa è la notizia di oggi. Vediamo il servizio della nostra redazione di Vicenza. Si è spenta all'età di 90 anni Mary Mion, la pensionata vicentina di Grumolo, che lo scorso aprile era stata la protagonista della cerimonia del 77° anniversario dell'arrivo delle truppe americane che liberarono Vicenza. Durante l'evento ufficiale, alla presenza delle massime autorità cittadine italiane e statunitensi, a Mary venne consegnata una torta da militari americani. Un gesto di riparazione, una restituzione simbolica per la torta fatta dalla mamma di Mary per il suo 13° compleanno, che venne
presa dal davanzale di casa in cui abitava dai soldati statunitensi stremati e affamati. Gli uomini della 80ª e 90ª divisione di fanteria stavano combattendo in quei giorni in corsi Santi Felice e Fortunato e Piazza Castello per liberare la città. Il ricordo di quei giorni e di quella notte di terrore rimase impresso nella memoria di Mary adolescente, un ricordo condiviso con la torta restituita e con la sua famiglia. Mary lascia i figli Mario, Gaetano e Roberta, e nipoti e pronipoti. Sentivo tutta la notte canonate e non sapevo che avevo il comando americano a 100 metri. Io ho spiato per la porta di casa e è passato uno in bicicletta vestito, ha visto che avevo paura, avevo 13 anni e ha detto sono americano. E allora mi sono scoppiata a piangere, dopo è stata una gioia per tutti. È un personaggio, quindi condoglianze alla famiglia. C'è stata un'altra visita a Padova nel giro di pochi giorni della Ministra per l'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, che ha dato ulteriori rassicurazioni per quanto riguarda la Facoltà di Medicina. Vediamo il servizio. Non esiste il numero chiuso per quanto ci riguarda intoccabile. Noi abbiamo detto che questo modello non funziona, che vogliamo modificarlo. Lo stiamo facendo, ad aprile daremo i risultati e sarà un aumento progressivo, quindi sicuramente supereremo lo stadio attuale, sarà un aumento progressivo degli accessi alla facoltà di medicina che dovrà coincidere anche con un ampliamento dell'accesso alle scuole di specializzazione, altrimenti non avrebbe senso aprire la porta agli accessi a medicina e poi richiuderla sulle scuole di specialità. Quindi faremo un lavoro combinato, sarà un lavoro estremamente concreto, basato sui fabbisogni e sulla sostenibilità e sarà soprattutto progressivo, aumenteremo sempre di più. La siccità continua a mordere purtroppo e gli agricoltori comprensibilmente lanciano l'allarme. Febbraio ha piovuto 5 mm contro i 60 mm degli anni precedenti, i sebatoi a monte sono sotto media del 60%, la neve è sotto media del 30%, le falde freatiche che a noi servono molto sono sotto dai 50 a 1 metro, quindi una situazione chiaramente di difficoltà che vede i consorzi di bonifica oggi dare la possibilità alle aziende agricole di aprire tra qualche giorno gli impianti irrigui, ma a metà maggio, se non cambia la situazione, siamo già a secco. Sono dati preoccupanti quelli che la CIA diffonde per quanto riguarda la situazione delle piogge nella nostra regione. Dopo un 2022 drammatico che ha presentato un conto di quasi 1 miliardo di euro di danni per il comparto agricolo, le prospettive per il 2023 sono ancora più nere. La nomina di un commissario nazionale può aiutare ad avere una visione ad ampio raggio. Bene ha fatto il governo di creare lo stato di crisi in maniera tale che c'è un commissario che dia la possibilità di utilizzare l'acqua a monte, perché oggi uno dei problemi che oggi noi nel Veneto abbiamo è che chi ce l'ha l'acqua se la tiene e quindi è un elemento determinante e difficoltoso per poi dire ai nostri amici del Trentino di darsi l'acqua dei laghi ed altro, e quindi il commissario può intervenire in questo termine. Resta il problema a lungo termine, che sarebbe risolto con maggiori infrastrutture. In Veneto è molto il lavoro da fare. Negli anni si è fatto molto nelle regioni del sud, molto poco nelle regioni del nord, o meglio, nelle regioni del nord si è guardato al tipo di irrigazione che si davano nelle aziende e quindi si è cercato di valorizzare sempre di più i sistemi irrigui, quindi con i plurirrigui, utilizzando sempre i sistemi di irrigazione che danno la possibilità di utilizzare poca acqua nel momento in cui vi è la necessità. Non si è lavorato nelle infrastrutture e quindi nei canali e nei bacini, quindi siamo sicuramente indietro di moltissimi anni e su questo dobbiamo lavorarci. Intervista di Francesco Ratai. Un'altra emergenza è quella abitativa e per sostenere il bisogno di altre case popolari è venuto in Veneto Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli e portavoce di Unione Popolare. Sarà qui stasera, sarà a Focus alle 21:15. Vediamo il servizio intanto.
L'emergenza casa non è legata a una o poche città, ma è un fenomeno che interessa centinaia di migliaia di famiglie in tutto il paese. E così Unione Popolare scende di nuovo in strada, riunendo i residenti delle case popolari di Padova davanti alla sede dell'Ater, l'ente che gestisce il patrimonio immobiliare, e ascoltando la voce di Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli per 10 anni. È importante ricordare che il diritto alla casa è un diritto all'esistenza in vita, un diritto alla dignità, un diritto costituzionale. Un paese che sta massacrando nel corso degli anni i diritti fondamentali: il lavoro, il reddito, la salute, l'istruzione, la casa. E questo, come vediamo qua a Padova, tragicamente sta unendo l'Italia. Cioè, queste sofferenze stanno unendo l'Italia. I comitati si lamentano che le case hanno impianti vecchi e costosi e che le spese condominiali spesso diventano insostenibili anche per chi lavora e ha un reddito. Chiedono un confronto con l'Ater. E quando sono dentro le case popolari non riescono più a pagare le spese condominiali, che sono diventate 10 volte l'affitto. Lamentiamo la mancata manutenzione. Lamentiamo che le spese condominiali sono stratosferiche per colpa della mancata manutenzione. Paghiamo delle spese condominiali che sono anche di 500 euro al mese alcune persone. A me me ne arrivano 300 euro al mese di spese condominiali. Perché? Perché c'è un impianto che è vecchio. Sulla base dell'esperienza da sindaco, De Magistris lancia un invito ai cittadini alle prese con queste difficoltà. Consiglio di essere uniti. Cosa che ho fatto io a Napoli, dove anche sul diritto alla casa, sull'emergenza abitativa, sulla morosità incolpevole, sugli alloggi popolari, abbiamo scritto pagine storiche come alle vele di Scampia, unendo il comune, la parte buona dei professionisti, il popolo e i comitati in lotta per i diritti. Tra poco avremo qui in studio Isabella Dotto di Fratelli d'Italia e Antonella Tocchetto del Partito Democratico, ma intanto andiamo a Vicenza in diretta da Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in compagnia del presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che si è appena incontrato con i cittadini del Comitato dell'Albera, che continuano a fare pressing per lo stato di avanzamento di quest'opera nodale, fondamentale per la viabilità vicentina. Cosa è emerso? Sì, dei cittadini che sono interessati al fatto che questo snodo viario possa trovare soluzione quanto prima, quindi una intensità dei lavori che è aumentata in questo periodo e che speriamo noi stessi come provincia, ma anche i cittadini, ma penso sia interesse collettivo prima di tutto del territorio comunale di Vicenza, che questi lavori possano effettivamente terminare prima dell'estate. Ecco, un pressing che va oltre, diciamo, questo stralcio e che compete alla provincia poi per gli ulteriori stralci che andranno a finire nell'Alto Vicentino. In una logica di avvicinamento del territorio dell'Alto Vicentino con il territorio a sud di Vicenza, certamente quest'opera e quelle successive che abbiamo messo in studio di fattibilità potranno aiutare una fluidificazione del traffico che consenta di percorrere questo tratto di territorio in un minor tempo possibile. Ecco, voi vi sentite di rassicurare in qualche modo i cittadini anche alla luce dell'incontro che c'è stato in prefettura la scorsa settimana? Io credo che il fatto che l'intensità del lavoro e dei mezzi presenti in cantiere sia aumentata sia sicuramente un segnale positivo orientato al termine dell'opera nei tempi più brevi possibili. Ecco, io ringrazio il Presidente della Provincia e lascio la linea a voi a studio. Grazie Luisa Bertini, Presidente della Provincia di Vicenza. Adesso diamo pochissimi minuti, un paio di minuti in pubblicità, poi torniamo per l'approfondimento. Avremo anche un collegamento con Marostica perché il Comune ha acquistato e riaperto un vecchio bunker della Seconda Guerra Mondiale. Tra pochissimo state con noi. Nuovo con Focus TG, andiamo subito a Marostica. Ferdinando Caravello, è un bunker della Seconda Guerra Mondiale. A te la linea, Ferdinando.
Buongiorno direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo a Marostica, siamo a poche decine di metri dalla piazza degli Scacchi, ma dal Medioevo passiamo a un'epoca molto più recente, passiamo alla Seconda Guerra Mondiale, perché questo che vedete alle mie spalle è l'ingresso di un bunker antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, mai usato, mai visitato praticamente da nessuno, che adesso è stato acquisito dal comune di Marostica, dal demanio, e abbiamo la possibilità di entrare e vedere praticamente in anteprima quello che vedranno i turisti fra qualche tempo, perché il comune l'ha comprato e sta decidendo che cosa fare. Noi tentiamo di entrare per vedere fino a dove arriva il segnale, ma insomma abbiamo fatto qualche prova, pare che possa reggere. C'è il sindaco che ci aspetta dentro per raccontarci tutta questa storia molto molto interessante. Con Renzo Rigon entriamo, diamo un'occhiata, bisogna stare anche un po' attenti perché non ci sono luci, abbiamo il nostro faro, abbiamo i caschi per evitare di battere la testa, perché qui è tutto com'era quando è stato scavato negli anni 40. Renzo, seguimi, qui si biforca, venite, qui si biforca e qui ci aspetta il sindaco Matteo Mozzo. Vediamo se riusciamo. Allora, siamo sulla biforcazione, qui il bunker prosegue lungo quasi 300 metri, ma ci può raccontare tutto il sindaco. Sindaco, un'altra chicca per Marostica in arrivo? Sì, un'altra chicca. Abbiamo acquisito, dopo un lungo processo di valorizzazione, nel 2021 dal demanio la proprietà del bunker, e adesso abbiamo avviato il processo di valorizzazione. In questo momento il bunker, che non è mai stato completato del tutto di fatto, e di fatto mai entrato in utilizzo a pieno regime, perché la guerra naturalmente è finita, è lungo 264 metri, è provvisto di 3 ingressi, e tutti quanti con muro paraschegge, latrine e una galleria che corre lungo il fianco della montagna del Monte Pausolino, sotto il castello inferiore, in pieno centro storico. Ecco, il bello appunto è che siamo in pieno centro storico, qui ci sono tante passeggiate da fare. Qual è la vostra idea? Magari un'anticipazione, sindaco? Beh, allora intanto col primo stanziamento di risorse, circa 80.000 euro, andremo a mettere in sicurezza l'accesso per poter appunto arrivare al bunker. In questo momento si passa attraverso proprietà private, faremo uno sbancamento con una sistemazione del lato collinare proprio per poter entrare in sicurezza, e verranno sistemati i primi più o meno 25 metri di ingresso, passando attraverso il primo muro paraschegge e trovandoci proprio dove siamo ora, per poter vedere in maniera longitudinale la lunghezza totale del bunker. Allora, noi ringraziamo il sindaco. Renzo, magari chiudiamo il collegamento facendo vedere quel poco che si può vedere. Noi ci addentreremo in questa struttura per scoprire qualcosa di più, ma per il momento vi cediamo la linea. Grazie Ferdinando Caravello, saluto e ringrazio molto qui in studio Isabella Dotto per Fratelli d'Italia. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno dottoressa, e grazie all'avvocato Antonella Tocchetto del Partito Democratico. Grazie a voi, buongiorno. Parleremo con le nostre ospiti di flussi migratori. Il governo si riunirà giovedì a Cutro, dove c'è stata la strage migranti. Saranno prese misure contro gli scafisti e per portare in Italia, sembra, 100.000 migranti regolari. Ma andiamo a Palazzo Balbi, torniamo a Palazzo Balbi, dove il presidente Zaia sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Fino in fondo, ma ricordiamo sempre che una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato. Magari ricordiamolo una volta, no? Una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato, e questo è un grande valore, perché significa persone che lavorano gratuitamente, che si sostituiscono all'intervento delle istituzioni molto spesso. Altro? Prego. Le hanno mai offerto una particina in un film? Sì, Crozza me ne fa tutte le settimane. Magari di ambientazione veneta, e nel caso prenderebbe in considerazione, no, glielo chiedo perché ad esempio a Treviso Gentilini ha fatto un'apparizione, un cameo, e se l'è cavata anche bene, devo dire. Potrei fare il cavallo. Vabbè, andiamo avanti. Se venivo fin da Padova a farmi questa domanda qua. No, grazie, salutiamo. Voi l'avete riconosciuto? Lui è il famoso Tosato, quello delle dirette.
quello che mi rompeva sempre le scatole con le domande. Prego Alda, scusami. Una curiosità per i creators, se leggete, che giornali leggete? Allora, magari raccogliamo la risposta, perché passare il microfono a tutti sarebbe complicato, però ad esempio una persona a cui mi verrebbe da fare la domanda è Ciacque.pd, Francesca, che sicuramente ci può rispondere. Come fai a popolare di contenuto la tua pagina che tratta proprio di questo, di informazione? Come ti informi, che cosa leggi? Allora, sicuramente leggo i giornali legati a Padova, quindi forse ci sono anche giornalisti qui presenti, quindi Il Mattino, Il Gazzettino e Padova Oggi, e in ambito locale. In ambito nazionale, Repubblica e Corriere principalmente. Politica per chi segue lei invece sui social. Vabbè, questi erano i ragazzi creativi invitati da Zaia, hanno partecipato a questo progetto per la comunicazione digitale del Veneto. Allora torniamo da Isabella Dotto, anzi andiamo subito da Isabella Dotto e da Antonella Tocchetto, perché vi dicevo, saranno prese decisioni sul versante dei flussi migratori, perché le imprese chiedono personale, non trovano manodopera in Italia o non è sufficiente, e allora il governo sta per decidere di far arrivare in Italia 100.000 migranti regolari. Isabella Dotto, su questo, sulla necessità delle imprese del Veneto. Innanzitutto per quanto riguarda il discorso dei migranti, evidentemente dopo il momento doveroso, ovviamente è ovvio anche dirlo, ma è bene anche sempre ribadirlo, sottolinearlo, c'è il momento delle scelte. Finalmente adesso c'è uno spiraglio, una luce lungo il tunnel, come si suol dire, proprio perché come abbiamo sentito, no, le parole che sono state proferite dalle autorità come il Papa, da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ma la lettera anche che ha scritto Giorgia Meloni, la Premier, che ha indirizzato di lì a poco a fronte di questa bagarre politica, no, di inutili inutili affermazioni che lasciano il tempo che trovano e che fanno perdere qual è l'obiettivo, il fine, che è quello di porre fine a queste morti. Tutti siamo concordi di ritenere che bisogna porre fine a queste morti, lo ha detto anche chiaramente il Premier scrivendo questa lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La stessa portavoce di Ursula von der Leyen ha detto che presto la Presidente risponderà, ma una nota è già stata diramata secondo la quale è arrivato il momento di porre fine a queste tragedie. Questo è il significato che si sottintende a questa nota che abbiamo letto sui quotidiani nazionali di oggi, che è stata diramata appunto dalla portavoce della Presidente della Commissione Europea. Il Consiglio poi di Ministri che verrà fatto appunto giovedì, questo è un momento importante, perché non si tratta solo di mera apparenza, come qualcuno magari maliziosamente potrebbe intendere o sottintendere, bensì un momento importante perché significativo, perché è da lì che bisognerà dare concretezza al proprio dire, no? La Meloni lo ha detto sempre, l'ha tornato sempre a gran voce anche durante la campagna elettorale, però questa è la prima volta, per la prima volta abbiamo un governo che è molto attento al tema dell'immigrazione clandestina. E infatti è stata anche, diciamo per la prima volta, l'Italia, il nostro paese, è stato preso in considerazione anche sotto questo profilo dall'Unione Europea, questo va detto. Adesso vedremo naturalmente a Bruxelles, perché la partita verrà evidentemente giocata a Bruxelles e lì in Unione Europea, luogo deputato, poter trovare appunto una concretizzazione a tutto ciò, soprattutto con la modifica, io dico, anche del Trattato di Dublino. Di cui si chiede la modifica da tempo, il Trattato di Dublino che obbliga il paese che accoglie dei migranti, che riceve sul proprio suolo dei migranti, a poi ad averli, a conservarli sul territorio, diciamo, a dare loro ovviamente la prima assistenza. Antonella Tocchetto, intanto il ministro Piantedosi è sotto accusa, le opposizioni chiedono le dimissioni, l'Europa si passa da un vertice all'altro, ma per il momento non mi pare che ci siano dei grossi
risultati. Lei crede che in questo vertice di giovedì a Cutro ci possano essere decisioni importanti sia sul piano dei flussi migratori per le imprese sia su quello della lotta agli scafisti? Allora, ci tenevo a dire due cose. Certo. La prima cosa che oggi su tutti i giornali, Corriere della Sera in primis, diceva che la Meloni ha avvocato sé alcuni documenti di Piantedosi, quindi vuol dire che anche lei è un po' irritata sulla gestione dei migranti. La cosa che volevo dire è che la ringrazio di avermi invitato oggi, perché la dimostrazione è che io e Isabella, che siamo di due posizioni completamente diverse, nel senso che lei è centrodestra, io sono centrosinistra, però è la dimostrazione che siamo due donne che potremmo tranquillamente andare d'accordo e fare anche un governo di larghe intese. Noi ci capiamo molto spesso e a volte ci mandiamo anche i messaggi, seppur siamo su due posizioni diverse. Perché dico questo? Perché la dimostrazione anche di quello che ha detto Isabella e che io in gran parte condivido è che il tema è veramente complicato. Ormai sono anni che ce lo trasciniamo, al di là delle diatribe che si possono avere negli studi televisivi dove io sono contro un altro e via dicendo. Sta di fatto che concordiamo entrambe che stanno morendo delle persone e la cosa è di una tragicità pazzesca. Al di là che siano morti uomini, donne, bambini, non importa, ma non è possibile che nel 2023 la gente stia a morire, che una soluzione va trovata con serietà. Poi siamo tutti consapevoli che non si fermerà mai la migrazione clandestina, ma certamente è che se la migrazione clandestina può essere almeno fermata sugli sbarchi dei morti, questo è un dovere europeo, di cittadino, di persona, degli stati, che bisogna veramente risolvere. Allora io non so che cosa succederà giovedì al Consiglio dei Ministri, ma spero vivamente che si trovino delle soluzioni collettive nelle quali si cerchi di porre fine a questa cosa. Poi ovviamente io faccio parte del Partito Democratico, noi facciamo la nostra parte in Parlamento, ovviamente abbiamo chiesto le dimissioni del ministro Piantedosi, ma da quello che leggo sui giornali la stessa Meloni, ed è lei che l'ha scelto, è sicuramente irritata dell'atteggiamento. Le frasi di Piantedosi gridano al cospetto di Dio, insomma, perché non si possono certo dire io sarei rimasto là, ci vuole una cultura per rimanere là, questa gente scappa dalla guerra e io per prima, se mi trovassi nelle stesse condizioni, scapperei. E quindi al di là di chi governa, io credo e spero che l'Unione Europea, che gli Stati trovino delle soluzioni, non dico definitive perché è impossibile trovarle, ma che almeno non comportino altri pianti di morti, perché questa cosa è inaccettabile per dei governi democratici, destra o sinistra che sia, come siamo noi in Europa. Allora, intanto è chiaro che l'immigrazione clandestina aggrava certi problemi di ordine pubblico e di degrado che abbiamo già in Italia. Ieri alla stazione centrale di Milano un nordafricano ha accoltellato 6 persone, insomma ci sono parecchi sbandati stranieri e italiani che si dedicano ad attività del tutto illecite, ci sono risse, atti di violenza, insomma sappiamo cosa succede anche a Vicenza, dove andiamo a Campomarzo con Carlo Alberto Inghileri, perché ci saranno controlli della polizia in bicicletta. Te la linea, Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Campomarzo, una località a Vicenza conosciuta come l'outlet veneto della droga. In realtà è un luogo molto presidiato dalla polizia locale. Oggi debuttano anche le pattuglie in mountain bike, in bicicletta, e ringrazio per essere qui con noi il vicecomandante della polizia locale di Vicenza, Nives Pillan. Questo debutto è importante anche perché si unisce a tutta un'altra serie di presidi. Assolutamente, oggi con l'avvio, diremo così, della primavera inizia il servizio mountain bike, quindi 2 agenti presideranno Campomarzo mattina e pomeriggio, e questi andranno ad aggiungersi alle pattuglie antidegrado e all'unità cinofila e ai NOS, che sono, come sappiamo, qui al vicino presidio.
Quindi c'è la sede distaccata della polizia locale, c'è il nucleo operativo speciale, ci sono le pattuglie antidegrado e da oggi appunto debuttano anche le pattuglie in mountain bike, che sono un po' l'antidoto ai pusher, gli spacciatori che si muovono con il monopattino elettrico e con le biciclette. Sì, le pattuglie in mountain bike hanno più facilità nell'avvicinare questi pusher che sono soliti muoversi anche in bicicletta o con i monopattini, e in più possono dare una percezione di sicurezza maggiore ai cittadini che sempre più numerosi speriamo possano entrare in questo bellissimo parco. Ecco, però il vero antidoto alla criminalità qual è? Riportare i vicentini a vivere questo parco. Adesso tra l'altro parte anche un progetto di riqualificazione con i fondi del PNRR. Esatto, premesso che questo parco è molto presidiato, quindi noi siamo assolutamente presenti. Atteso che appunto verrà riqualificato, la vera scommessa è quella di riportare i vicentini a godere e a vivere in questo parco. Certo, quindi insomma è questa l'esortazione che parte oggi. Con la primavera tornate a vivere i parchi della città, a cominciare da Campomarzo. Io ringrazio Nives Pillan, vicecomandante della Polizia Locale di Vicenza. Vi facciamo vedere anche le pattuglie in bicicletta che sono pronte a partire e restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della redazione di Vicenza. Domani sera tra l'altro avremo a Focus alle 21:15 il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, che il 14 e il 15 di maggio sarà sfidato da Giacomo Possamai. Allora andiamo su un altro tema di grande attualità, che è quello del reddito di cittadinanza. Polemiche perché si è detto il reddito di cittadinanza doveva scomparire, così aveva detto Giorgia Meloni nel 2024, invece c'è ancora ma cambia nome. Va detto però che, ammesso che sia un reddito di cittadinanza, adesso si chiamerà MIA, cioè misura di inclusività attiva, una cosa del genere, inclusiva attiva, si abbassa molto l'ISEE e verranno dati molti meno soldi sia agli occupabili che ai senza lavoro. Però insomma in qualche modo, dottoressa Dotto, è una misura che mira a difendere le fasce deboli. Sì, come diceva poc'anzi giustamente, correttamente direttore, MIA, l'acronimo che sta per misura appunto di inclusione attiva, va a sostituire sostanzialmente il reddito di cittadinanza, ma va a sostituirlo anche nella sostanza, nei suoi contenuti. Perché il reddito di cittadinanza è stato, vede, tutte le misure che servono per ovviamente supportare quella fascia di popolazione povera, evidentemente questi sussidi, in generale io li chiamo sussidi, servono, sono importanti, però devono avere il carattere della temporaneità, perché poi siamo tutti d'accordo a ritenere che bisogna fare delle riforme dal punto di vista strutturale, soprattutto politiche attive del lavoro. Ma detto questo, questa nuova misura io la leggo chiaramente nella sua specificità, adesso poco sappiamo perché lo apprendiamo da ciò che leggiamo dai quotidiani nazionali. Però ci sono delle differenze nella sostanza rispetto al reddito di cittadinanza. Innanzitutto per quanto riguarda l'attività di controllo. Sappiamo che una delle limitazioni, delle criticità diciamo, che hanno impattato sulla correttezza della misura del reddito di cittadinanza è stato proprio l'assenza di un controllo a monte, perché devi controllare, no, attraverso le varie banche dati che ci siano effettivamente i requisiti per poter godere di questo reddito, di questa misura, di questo sussidio. La MIA ha delle differenze, nel senso che, l'ha accennato lei prima, il discorso anche del tetto ISEE, che avrà evidentemente una diminuzione importante, da 9.360 euro leggevo a 7.000, no? Esatto, 230 euro, quindi già lì anche è un elemento di novità se vogliamo, e poi anche un distinguo tra famiglie che hanno componenti che sono occupabili, nell'età compresa tra, leggevo, i 30 e tra i 18 e i 60 anni di età, allora lì viene applicato un tipo di misura di inclusione attiva, nel senso che la cifra che viene data
la somma che viene data si diversifica rispetto a quella prevista magari per le famiglie che sono povere, che non hanno persone occupabili, cioè persone che possono svolgere magari un'attività lavorativa in quanto per la presenza di una persona disabile piuttosto che di una persona anziana, eccetera. Quindi ci sono delle diversità nella sostanza. Cosa cambia alla fine? È una misura, io la leggo come di transizione, cioè per poter, infatti è limitata nel tempo rispetto al reddito di cittadinanza che era prorogabile praticamente all'infinito. Quindi questo significa che ad un certo momento, arriveremo a un certo momento in cui questa misura scomparirà evidentemente, perché bisogna intervenire su riforme strutturali, su politiche attive del lavoro, e questo credo sia l'intento del governo di oggi. Ecco, Avvocato Tocchetto, uno degli intenti poi del governo è quello di fare in modo che ad un'offerta di lavoro non si possa dire di no, nel senso che se si rifiuta un lavoro che viene offerto, che sia congruo o meno, si perde questo benefit, no? Allora, intanto leggeremo la norma, nel senso che adesso abbiamo letto un po' di titoli sui giornali, peraltro insomma il reddito di inclusione l'avevamo tirato fuori noi con il centro-sinistra, e quindi insomma che era forse anche proprio un po' meglio rispetto al reddito di cittadinanza. Concordo con Isabella sul fatto dei controlli, perché io ho visto persone che a Treviso hanno preso il reddito di cittadinanza, ma erano veramente delle persone indigenti. Poi diciamo anche che la narrazione stanno sul divano e prendono 1.200 euro non esiste, perché io ho visto redditi da 500-600 euro di persone che erano degli esodati, che avevano perso il lavoro a 50 anni e che in qualche modo avevano bisogno di questo aiuto temporaneo, e con quei 500 o 600 euro si pagavano a malapena un po' di bollette. Io trovo forse, ecco, speriamo, adesso leggeremo bene la norma, che forse il tetto di 7.000 euro sia un po' basso, perché già 9.000 euro, voglio dire, non è che siano tanti soldi. Indubbiamente però credo, e lo dico anche con abbastanza cognizione di causa anche per il lavoro che faccio, che nell'ambito del nord Italia tante persone non ne abbiano approfittato e non abbiano nemmeno rifiutato i lavori. Certo che, come anche stiamo portando avanti adesso con la nuova segretaria del Partito Democratico, bisogna anche mettere un salario minimo. Allora, se ti offro un lavoro a 3 euro all'ora per fare il cameriere, sì, rinuncerò perché la mia mi costringerà, cioè accetterò perché la mia mi costringerà ad accettare, però c'è anche una dignità del lavoro e anche della retribuzione, come dice l'articolo 36 della Costituzione, cioè un lavoro dignitoso che mi permetta anche di vivere. Capisco che non possiamo dare cifre esorbitanti anche per lavori cosiddetti umili, ma certo non si possono pagare 3 euro all'ora. Se letto il provvedimento si riuscirà anche a fare una battaglia per il salario minimo, potremo anche attivare tutto un percorso. Ripeto, dalle nostre parti non c'è stato proprio un abuso, forse ci sono state delle sacche in altre regioni d'Italia dove ne hanno approfittato. I controlli sarebbero molto utili là, come anche qua, per carità, perché allora anche il reddito di cittadinanza forse avrebbe avuto una vita diversa. Bene, andiamo in pubblicità pochissimi minuti, un paio di minuti, poi torniamo e approfittiamo della presenza di due donne della politica del Veneto per chiudere sulle due donne di cui si parla molto adesso, e cioè Giorgia Meloni e Elly Schlein. A tra poco. Domani 8 marzo, festa della donna. Noi siamo dell'idea che bisognerebbe festeggiare le donne tutto l'anno con il rispetto, con la considerazione che spesso mancano purtroppo quotidianamente. Qui abbiamo due donne della politica, Isabella Dotto e Antonella Tocchetto, che su molte cose dicevano vanno d'accordo, perché deve prevalere il buonsenso, l'equilibrio, no? non
non le lotte tra bande rivali. Meloni e Schlein, abbiamo titolato questi ultimi minuti, gli opposti si attraggono, ci sono dei punti in comune tra due donne, certamente su due barricate completamente diverse e lontane, però sono due donne forti, determinate, che hanno, credo, il proposito di raggiungere degli obiettivi non tanto per interessi di bottega o partitici, ma si ha questa sensazione per il bene comune, da una parte e dall'altra, no? Poi ovviamente è politica, per cui si tira sempre l'acqua al proprio mulino, però fondamentalmente ci può essere qualcosa di comune tra Isabella Dotto. Allora, innanzitutto, come lei ha ben detto, ci sono delle diversità evidenti, questo sotto gli occhi di tutti, dal punto di vista ideologico, di storia politica, di formazione personale, eccetera. Per quanto riguarda il piano caratteriale, è di tutta evidenza che per fare politica, soprattutto per noi donne, necessitano alcuni requisiti. L'eloquenza, la rigidità, un carattere anche non tanto, qualcuno dice potrebbe essere un difetto avere magari un pessimo carattere, no, in politica è un pregio perché hai la possibilità di farti valere in un mondo dove prevale ancora, diciamocelo francamente, anche se un cambiamento, la apripista è stata fatta da Giorgia Meloni in politica e la Schlein chiaramente è anche quello il risultato della nuova donna, appunto a capo di una donna per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, a capo appunto dell'esecutivo, Giorgia Meloni. È evidente che sono due personalità diverse, ma che hanno qualche qualità molto simile per quanto attiene, dicevo, il carattere, la forza, la determinazione, la forza caratteriale. Dopo le idee chiaramente costituiscono un'altra questione. Certo. Poi chiaramente lo vedremo in futuro, perché Giorgia Meloni l'ha già dimostrato di essere una donna di carattere. Non è stata facile arrivare a farsi nominare premier, ha dovuto battagliare con tanti uomini. Adesso ad esempio Salvini, una nota di colore, sta facendo stage, per quanto mi riguarda, di fianco a Giorgia Meloni. Sta imparando come si fa politica, magari utilizzando quel cosiddetto buon senso di cui appunto discutevamo prima. Quindi le donne hanno tanto da dare ancora in politica e dovranno ancora dimostrare, abbiamo tanta strada ancora da fare. Purtroppo ci sono tante donne che siedono in Parlamento che a mio avviso, ma questo è il mio giudizio personale, non hanno, diciamo, quelle caratteristiche, quei requisiti per poter svolgere determinati ruoli e che sono magari arrivati in Parlamento, lo sappiamo, frutto di una legge elettorale che procede alle nomine, no, delle persone senza valutare magari un curriculum di sostanza, mentre invece ci sono donne che ce l'hanno fatta da sole con le proprie gambe e hanno dimostrato attraverso una forza caratteriale, attraverso una preparazione tecnica, una formazione personale di riuscire ad arrivare anche a posti apicali che mai pensavamo prima. Però abbiamo ancora tanta strada da fare. Tanta strada da fare, forse sono anche sono meno divisive degli uomini, no? Nel senso che adesso la Schlein pare voglia far convergere il Partito Democratico e 5 Stelle, cosa che prima non sembrava possibile. Questo per la Meloni è in qualche modo il fatto che il centro-sinistra si rafforzi, è già salito il PD dopo l'elezione, sì. Può essere una preoccupazione. No? Beh, allora, intanto sono due donne che sicuramente hanno percorsi diversi politici, ma sono molto determinate. Lo vedremo poi il 12, io sarò presente anche all'assemblea, che cosa dirà al suo primo insediamento la Schlein, e è anche giusto che ci sia questa dicotomia, cioè da un lato il centrodestra ha una donna premier, dall'altro il capo del partito maggiore del centrosinistra è una donna. Io ero ai seggi domenica 26 e tante persone venivano proprio a votare perché volevano dare un segnale di cambiamento, ma un segnale anche che finalmente anche il centrosinistra e la sinistra possa avere qualche donna che primeggia e non è scelta solo attraverso le segreterie di partito. Far politica è sicuramente complicatissimo, sia in un paese di 10.000 abitanti, ovviamente a fare il capo del governo è altrettanto se non più difficile, ma
se l'Italia è un po' il fanalino di coda, perché nel nord Europa insomma le donne hanno sempre fatto le prime ministre, ma anche in Francia i ruoli importanti delle donne l'hanno avuto. Ségolène, non mi ricordo mai il nome, però insomma lei ha avuto ruoli importantissimi, poi la Merkel in Germania. L'Italia ha sempre scontato un po' questa cosa, e le donne, seppur ne abbiamo avute di importante dalla Nilde Iotti all'Anselmi in poi, hanno dovuto sempre combattere sia con donne che magari erano contro di loro, ma anche con uomini. Se proprio non voglio, come dire, fare una spot, però mi sembra giusto dirlo ai telespettatori. C'è un bellissimo libro sulle donne magistrate finalmente, non mi ricordo neanche il titolo dell'autrice, che è uscito proprio in questi giorni qua. Io l'ho comprato perché mi interessava, e la prima frase era che Fanfani disse che le donne non potevano entrare in magistratura perché non avevano quella consapevolezza e freddezza nel decidere le cose. Eppure Fanfani, insomma, di scelte, di decisioni nell'ambito della nostra politica ne ha fatte di importanti, come le case popolari, ma sulle donne era veramente contrarissimo. Pensa quanta poca strada effettivamente, anche se nel 63 poi le donne non potevano entrare in magistratura, ma finalmente sono entrate. Ma ancora adesso che le donne sono per la maggior parte magistrate, in politica però si fa fatica. Allora, no, è cambiato qualcosa dall'epoca di Fanfani, ma non è cambiato così tanto. Di strada ne dovremo fare tanta, ma sono convinta che avendo due donne corrispettivamente a capo di due fazioni diverse, potremmo dire ne vedremo delle belle, ma le belle le vogliamo proprio vedere. Ma chiudo solo dicendo che, siccome prima vedendo Zaia mi ricordava un po' Crozza mi fa molto ridere quando imita Letta, che alla fine conclude dicendo bravo, gli ho dato il melograno come simbolo nel passaggio delle conseglie alla slime, peccato che a me sono sempre mancati degli attributi. Ecco, le donne per arrivare là gli attributi ce l'hanno, anche se è un termine molto maschile, e ne devono sempre avere tanto, perché non è facile. Ma non c'è dubbio, poi ci sarà, io credo, c'è anche un effetto domino, no? Con due donne in ruoli preeminenti, poi è quasi una catena. Adesso per esempio la Presidente della Cassazione è diventata una donna, no? Quindi davvero... Però sia a Treviso e credo che anche a Vicenza per l'ennesima volta le amministrative non vedono una candidata donna. No. Dobbiamo fare un passo in più. Ma tempo al tempo... Anche se devo dire la verità, scusi la digressione, mi è stato chiesto di candidarmi da qualcuno a Vicenza. Questo lo voglio dire per correttezza, da parte di qualche uomo mi è stato chiesto. Bene, lei si candida? No, assolutamente no, perché ho già fatto un'esperienza che comunque è stata... magari negativa, perché sono durata un anno lì, per una serie di ragioni che tutti sappiamo, conosciamo oramai, è noia, si cambia capitolo, però è stata un'esperienza positiva, perché ti rendi conto che cosa significa, no? Svolgere quel ruolo di assessore, e soprattutto l'anticorruzione era un vestito su misura adatto a me come donna di giustizia. Bene, tra l'altro sabato avremo una diretta dal Museo di Santa Caterina a Treviso con il Ministro della Giustizia, il dottor Carlo Nordio. Saremo lì per un incontro con la Confartigianato, e insomma sarà una giornata importante, in diretta su Antenna 3, sabato mattina dalle 10:30. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Isabella Dotto e ad Antonella Tocchetto. Grazie a voi. Grazie. In regia Francesco Cerone e Alberto Pivetta. Ci vediamo domani a mezzogiorno con Focus TG. Buona giornata.